Oggi 5 dicembre la Confartigianato Imprese Veneto fa i suoi stati generali, l'appuntamento annuale per parlare e discutere delle problematiche e dei temi che riguarderanno il prossimo anno. Il tema dedicato quest'anno è quello dei fondi strutturali. Il 2014-2020 è il settennato in cui 3 miliardi di euro arriveranno dall'Europa in Veneto e bisogna programmare insieme alla Regione in maniera minuziosa e precisa quello che va fatto, dove vanno investiti questi soldi e che andranno dedicati soprattutto alle imprese che sono i primi destinatari di questi fondi europei. È una partita che non può essere perduta e deve essere organizzata in maniera precisa e attenta per dare la possibilità alle imprese artigiane venete di sviluppare una ripresa che ad oggi manca ancora. Presidente Giuseppe Sbacchiero, oggi gli Stati Generali della Confartigianato dedicati ai fondi strutturali 2014-2020. Una grande opportunità per le imprese artigiane venete, forse l'ultima che ci rimane per uscire dalla crisi. Diciamo che quello che si poteva prendere dalla Regione o dallo Stato fino ad oggi l'abbiamo preso. E quello che rimane è poter utilizzare al meglio l'Europa. Questi fondi che abbiamo a disposizione fino al 2020 sono quasi le uniche forme che potremmo mettere in campo per le nostre imprese. Cerchiamo di sfruttarli al meglio, di capire come poterne usufruire, ma soprattutto come poterle mettere a frutto per le nostre imprese. Oggi qui ci sarà gran parte della Regione Veneto. Sarà una collaborazione o un confronto, quello tra la Confartigianato e la Regione? Ricordiamoci che siamo anche a fine legislatura, per cui la loro disponibilità è sempre stata completa anche in passato, lo sarà anche per l'avvio di queste nuove opportunità, ma soprattutto dobbiamo puntare sul futuro del governo della Regione Veneto, perché da lì poi potranno nascere le altre opportunità sempre di carattere europeo. Quindi il confronto sarà completo. L'attenzione alle imprese artigiane c'è stata in questi ultimi 7 anni, i dati elaborati dalla Confartigianato hanno dimostrato che si è lavorato bene. Cosa è mancato secondo lei al mondo dell'artigianato, alle imprese artigiane per sfruttare meglio queste opportunità? La divulgazione delle opportunità che avevano, perché non tutti lo sapevano, forse non siamo stati buoni comunicatori neanche noi, ma anche perché l'artigiano sempre di più oggi è impegnato a rincorrere continuamente tutto quello che gli sta intorno, perché sono talmente tante le novità, anche in termini di burocrazia e di norme, e forse è stato un po' più disattento a quello che erano le opportunità invece per le imprese. È compito nostro metterlo nelle condizioni di comprendere e capire tutto. Santo Romano dell'autorità di gestione POR FSE. Ascolti, quali saranno le linee principali che caratterizzeranno le politiche per la formazione e la valorizzazione del capitale umano e l'inserimento lavorativo nelle imprese con la nuova programmazione? Gli interventi principali riguardano ovviamente le persone e le imprese. Per le persone faremo molti interventi per i giovani, per favorire l'occupazione giovanile, per favorire la formazione, e faremo molti interventi anche per favorire la riqualificazione delle persone, il reinserimento di persone che hanno perso il lavoro, tutto questo in un'ottica di mantenere e aumentare la competitività delle nostre imprese, perché senza imprese non ci sono posti di lavoro, e quindi investiremo molte risorse proprio sull'aggiornamento e sull'aumento della competitività delle imprese, ad esempio incrementando l'export, che è una delle chiavi anche della possibilità di ripresa e di mantenimento dei nostri livelli occupazionali. La panoramica dei principali assi di interesse per le imprese nella nuova programmazione che si esaurirà nel 2020, quali sono? Allora, per la programmazione 2014-2020 del FESR ci sono alcuni assi che sono specifici per le imprese, su 2 che sono chiaramente le priorità per le nostre imprese e che sono le priorità anche per l'Europa. La prima priorità è quella di aumentare il tasso di ricerca e innovazione del nostro mondo produttivo, e c'è un asse specifico che proprio riguarda questo aspetto, con interventi che riguardano proprio l'immissione di ricerca e di ricercatori all'interno delle imprese.
E poi ci sono anche altre azioni, diciamo così, che vanno sempre nel senso di aumentare il grado di innovazione delle imprese. L'altro asse importantissimo, fondamentale, che è anche quello più dotato del POR, è circa un quarto delle risorse complessive, circa 160 milioni di euro, è destinato invece al mondo produttivo in senso più ampio. E con interventi in parte più tradizionali, quindi si parla sempre di interventi sulla garanzia, di interventi attraverso fondi di rotazione, ma anche con interventi più innovativi, tipo per esempio quelli destinati all'ICT nelle imprese e destinati anche a alcuni settori particolari, e direi che la novità del nostro programma operativo questa volta è quella di privilegiare le imprese che lavorano e operano nel settore turistico e nel settore della creatività. La Regione Veneto punta sulla Smart Specialization Strategy. Che cos'è e come riguarda le imprese? Quando parliamo di smart parliamo di un'eccellenza, l'eccellenza del Veneto, e la Regione è arrivata a individuare le eccellenze in un bacino così esteso come è il suo tessuto economico locale in una maniera molto particolare. Ha riunito in uno stesso tavolo in maniera però attiva le realtà dei centri di ricerca regionali, delle università, delle imprese, delle associazioni, cioè tutto il mondo economico che ruota attorno all'impresa è stato riunito per dire qual è la specificità della realtà economica del Veneto, e assieme sono state individuate delle aree specifiche. Ecco, sulle smart noi andremo poi a fondare tutta la programmazione comunitaria, quindi è una condizionalità ex ante, significa che senza le smart noi non potremmo fare ricerca e innovazione a livello europeo nell'ambito del nostro territorio. Individuare le aree di specificità è un momento fondamentale per la prossima programmazione comunitaria. La difficoltà per il Veneto, a fronte di una miriade di eccellenze, il Veneto non ha delle aree limitate ma delle vaste aree, quindi ha creato attorno ad esse a 4 aree specifiche, che sono quella dell'agri-food, della meccanica, del living, che sono momenti molto partecipati, molto fondamentali. La Regione punta ad avere non solo questi 4 settori specifici, ma bensì tutta una serie di iniziative che portano ad avere un'economia che sia all'altezza della situazione, cioè che possa competere non solo all'interno del tessuto regionale o nazionale, ma bensì che possa trovare delle realtà anche a livello europeo. Quindi sicuramente un momento molto importante, molto anche diciamo così proprio innovativo nel sistema, da dove partirà tutta la programmazione comunitaria della Regione per i prossimi 7 anni. La nuova programmazione dal 2014 al 2020 come inciderà per la cooperazione internazionale sulle politiche di promozione della Regione? Nelle politiche complessive di internazionalizzazione della Regione del Veneto, la cooperazione 14-20 legata all'utilizzo dei fondi strutturali messi a disposizione europea ha una funzione di pilastro, una funzione fondamentale. In particolar modo per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi CTE, quelli destinati alla cooperazione territoriale e transfrontaliera. Sono numerosi programmi di cooperazione con le aree limitrofe, ma anche più estesamente con le aree dell'Adriatico, del Mediterraneo, dell'Europa centrale, che vedono impegnati i territori, vedranno in questo lungo periodo, importante periodo di nuova programmazione, impegnati tutti i territori regionali, tutti gli attori del territorio regionale veneto in modo particolare, sia pubblico che privato, con un cambio di filosofia, di mentalità complessiva su quelle che sono state le linee di programmazione della cooperazione della programmazione che va a chiudersi. E dove, chiudendo proprio con una parola, quasi un mantra che ci viene ripetuto dalla Commissione europea, la parola fondamentale è concentrazione e specificazione degli interventi, fare rete. Quindi argomenti che per questo mondo, il vostro mondo, sono assolutamente importanti, su cui state lavorando, e sicuramente la Regione sarà insieme a voi.